Al via ad Agrigento il corso universitario di Economia e Amministrazione Aziendale che si svolgerà presso la sede dell'Università di Palermo di Agrigento, Villa Genoardi, in collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti della nostra provincia, inserita nell'offerta formativa 2020-2021 e che apre le porte a numerosi sbocchi professionali, tra questi quelli di gestione e consulenza aziendale, esperti e revisori contabili, consulenti del lavoro. L'Università di Palermo, sempre attenta alle esigenze del nostro territorio, ha istituito questo corso che è rivolto chiaramente ai giovani che vogliono interessarsi di amministrazione e di finanza, ma soprattutto a quei giovani che hanno a cuore il proprio territorio, perché il primo obiettivo dell'Università di Palermo è certamente quello di far sì che i giovani non abbandonino la nostra terra, ma che studiando e vivendo il nostro territorio possano aiutarci a superare quei problemi di natura economica che, ahimè, diciamo accresciuti dall'emergenza Covid, a breve, se non subito, faranno sentire i propri effetti. Io invito i nostri ragazzi che hanno versatilità, disponibilità verso questa materia, che vi garantisco è una bella materia. Certo, come tutte le materie si deve amare, e io vi garantisco che comunque nel nostro lavoro la quadratura del bilancio è quello che serve per prendersi la prima grande soddisfazione. Se poi aggiungiamo che siamo in grado di aiutare il nostro territorio, le nostre imprese, le nostre aziende, le nostre famiglie, che in questo momento come mai stanno vivendo questa fase di crisi, chiaramente è il modo migliore, lo sbocco migliore per il futuro dei nostri giovani. Da oggi è iniziato il corso per coloro i quali erano già iscritti. A breve, tra qualche giorno, inizierà il corso per le famose matricole. Io spero di vederli copiosi, ma soprattutto è come mamma, perché chiaramente vedere il figlio che rimane sul nostro territorio con la voglia di lavorare e di studiare per il nostro territorio è il primo obiettivo meraviglioso che a cui una mamma aspira. Arrivare poi ad avere una bella classe universitaria che, ahimè, sebbene, ripeto, per l'emergenza Covid sarà magari limitata perché l'ultimo decreto prevede anche la mascherina H24, però comunque vedere l'università piena di ragazzi che hanno voglia di studiare e di portare avanti il primo obiettivo, aiutare Agrigento e il territorio adiacente a crescere. Per iscriversi a questo corso deve correre ad immatricolarsi entro il 30 settembre senza nessuna mora, dal 1° ottobre con una piccola mora. Quest'anno l'Ateneo di Palermo ha attivato ben 5 corsi di laurea ad Agrigento: architettura e progetto nel costruito, che è ad accesso libero, economia e amministrazione aziendale, come abbiamo detto, scienze dell'educazione ad accesso libero, servizio sociale, e il nuovo corso di lingue e letterature studi interculturali per il primo anno ad Agrigento. Presenti ad Agrigento da oltre un ventennio, l'Università di Palermo rafforza questa offerta formativa e riparte rigogliosamente sia per il numero di corsi attivati sia per i progetti approvati. Ne vale la pena ricordare che pochi giorni fa abbiamo ricevuto comunicazione dell'approvazione del finanziamento del progetto Coopera, di cui si occuperà più che altro il corso di servizio sociale, il responsabile scientifico, la professoressa Roberta Di Rosa. Noi abbiamo curato la parte amministrativa e di questo esprimiamo grande soddisfazione con i colleghi. Un altro progetto della cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia è appena partito. Noi siamo partner, capofila è Empedocle Consorzio Universitario ad Agrigento, nostro alleato per questa realtà universitaria ad Agrigento.